Di fronte alle sfide migratorie di oggi, l'unica risposta sensata è quella della misericordia. Lo ha ribadito il Papa, che ha celebrato la messa per i migranti a 5 anni dalla sua visita a Lampedusa. Ultimi giorni per iscriversi al cammino verso l'incontro con il Papa per il Sinodo dei Giovani ad agosto. Nel Levante previste tappe a piedi tra Rapallo e La Spezia con incontri e testimonianze. Un nuovo parcheggio per la frazione di San Pietro di Frascati a Castiglione Chiavarese, 9 posti auto che completano la riqualificazione del centro storico del borgo. Confronto aperto e costruttivo a Rapallo sul nuovo regolamento dei DEORS. 4 gli approfondimenti chiesti da Confesercenti per un piano necessario al decoro cittadino. Tiene il sistema della raccolta differenziata a Santa Margherita Ligure. Nonostante l'aumento delle presenze turistiche, la percentuale a giugno resta superiore all'80%. Pronto al debutto ufficiale il nuovo CIV di Chiavari, le vie del Levante. 3 serate di musica e animazione tra Piazza Roma, Corso Dante e via Entella. Solidarietà a favore dell'Anfas Tigullio Est. Buonasera ai telespettatori di Tigullio. Oggi, 5 anni fa, la visita di Papa Francesco a Lampedusa, il primo viaggio del pontificato non programmato ma fortemente voluto per squarciare quella che lui stesso ha definito la globalizzazione dell'indifferenza sul dramma delle immigrazioni. Il monito e le preghiere pronunciate nella periferia dell'Europa l'8 luglio del 2013 oggi sono state rinnovate nella Basilica di San Pietro, dove Papa Francesco ha celebrato la messa per i migranti. Oltre 200 persone, fra i quali i rifugiati e persone che se ne prendono cura, hanno partecipato a questo momento di preghiera per i defunti, per i sopravvissuti e per coloro che li assistono. Il servizio. Di fronte alle sfide migratorie di oggi, l'unica risposta sensata è quella della solidarietà e della misericordia. Una risposta che non fa troppi calcoli, ma esige un'equa divisione delle responsabilità, un'onesta e sincera valutazione delle alternative e una gestione oculata. Lo ha ribadito Francesco durante l'omelia nella messa per i migranti, celebrata a San Pietro nel 5° anniversario della sua visita a Lampedusa, avvenuta l'8 luglio del 2013. Politica giusta è quella che si pone al servizio della persona, di tutte le persone interessate, che prevede soluzioni adatte a garantire sicurezza, il rispetto dei diritti e della dignità di tutti. Quanti poveri oggi sono calpestati, quanti piccoli vengono sterminati, ha denunciato Francesco, vittime di quella cultura dello scarto che più volte è stata denunciata. E tra questi i migranti e i rifugiati che continuano a bussare alle porte delle nazioni che godono di maggiore benessere. Il Papa ha poi puntato il dito contro i molti silenzi. Il silenzio del senso comune, il silenzio del si è fatto sempre così, il silenzio del noi sempre contrapposto al voi quando si tratta di aiutare gli ultimi, i reietti, gli abbandonati, gli emarginati. Il Vangelo, ricorda Francesco, denuncia l'ipocrisia sterile di chi non vuole sporcarsi le mani. Si tratta di una tentazione ben presente anche ai nostri giorni, che si traduce in una chiusura nei confronti di quanti hanno diritto, come noi, alla sicurezza e a una condizione di vita dignitosa e che costruisce muri reali o immaginari invece di ponti. Il Papa ha poi concluso la sua omelia parlando in spagnolo, rivolgendosi in particolare ai rappresentanti dei soccorritori e ai rifugiati sopravvissuti alle tragedie del Mediterraneo. Ai primi ha espresso ringraziamento per incarnare oggi la parabola del buon samaritano. Ai secondi ha chiesto di continuare ad essere testimoni di speranza in un mondo ogni giorno più preoccupato del suo presente, con pochissima visione del futuro e restio alla condivisione. Per scongiurare il pericolo reale di lasciare alle generazioni future macerie, deserti e sporcizia è necessario un'azione organica e concertata di ecologia integrale. Indicando questa urgenza, Papa Francesco si è rivolto questa mattina nella Sala Clementina ai partecipanti alla conferenza internazionale convocata nel 3° anniversario della pubblicazione della lettera enciclica Laudato Si. Nel suo discorso il pontefice ha ricordato che il vertice COP24 sul clima, in programma in Polonia nel dicembre prossimo,
prossimo può essere una pietra miliare nel cammino tracciato dall'accordo di Parigi del 2015. Tutti sappiamo che molto deve essere fatto per l'attuazione di quell'accordo. Tutti i governi dovrebbero sforzarsi di onorare gli impegni assunti a Parigi per evitare le peggiori conseguenze della crisi climatica, ha detto Francesco. La riduzione dei gas serra richiede onestà, coraggio e responsabilità, soprattutto da parte dei paesi più potenti e più inquinanti. Non possiamo permetterci di perdere tempo in questo processo, ha detto Francesco. E domani mattina il Papa sarà a Bari per la visita pastorale. Telepace seguirà in diretta l'evento a partire dalle 8:30 sul canale 15 Telepace 1. Il pontefice sarà accolto nella Basilica di San Nicola dai patriarchi giunti per l'occasione e dai frati francescani. Qui saranno venerate le reliquie del santo custodite nella cripta. L'ora di preghiera è prevista alle 9:30 alla rotonda di Piazza Diaz a Bari, della durata di circa 60 minuti, e sarà in pubblico. Dalle 10:30 il Papa si ritirerà nella Basilica di San Nicola, dove avrà modo di dialogare con tutti gli esponenti della Chiesa provenienti dalla Puglia e dal Medio Oriente per un confronto costruttivo sul tema della pace. Momento questo che invece non sarà trasmesso in diretta e resterà privato. Si avvicina l'appuntamento con l'incontro dei giovani italiani con Papa Francesco a Roma, in programma l'11 e il 12 di agosto, un momento che sarà preceduto da un vero e proprio cammino che le diverse diocesi italiane stanno preparando in queste settimane. Per quanto riguarda la Liguria, il territorio del Levante, l'esperienza si svolgerà dal 6 al 10 agosto con alcune tappe a piedi tra Rapallo e La Spezia, insieme a incontri e testimonianze. Le iscrizioni per partecipare a questo cammino si chiudono il 10 di luglio. Proprio in questi giorni è l'ultima chiamata per iscriversi. I giovani tra i 15-16 anni fino ai 30 anni possono partecipare a questa esperienza insieme. Che cosa prevede? Prevede la possibilità di condividere un percorso tra Rapallo e La Spezia. Alcune tappe in cammino tra il 6 e il 12 agosto, incontri, testimonianze, momenti di preghiera, un'occasione per rinnovare la nostra fede e appunto accogliere la sfida di Papa Francesco che dice di stare insieme ai giovani e accompagnarli nelle scelte più importanti della loro vita. Qual è l'orizzonte a cui guarda questo cammino? Questo cammino guarda all'incontro nazionale che Papa Francesco avrà con i giovani italiani, infatti si coinvolgerà tutto l'Italia con cammini da tutte le parti del nostro territorio, quindi anche i giovani della Liguria partiranno dalla Spezia l'11 agosto e raggiungeranno Roma per la veglia e la messa insieme a Papa Francesco. Come fare per iscriversi a queste tappe? Bisogna andare sul sito liguriagiovani.it, leggere tutte le informazioni e ci si può direttamente iscrivere online, scegliendo le preferenze per le diverse opzioni, diversi pacchetti. Sempre dal sito si può contattare anche i referenti per sapere alcune notizie in più. Rassicuriamo i genitori, i ragazzi saranno seguiti, curati, custoditi in questi giorni. Certo, durante il cammino e anche i giorni a Roma ci saranno gli educatori delle parrocchie, i sacerdoti, quindi adulti e giovani insieme per condividere il cammino. La cronaca, incidente tra un'auto e uno scooter questa mattina a Cavi di Lavagna, all'altezza della Storia, poco prima delle 11. Sullo scooter viaggiavano un ragazzo ed una ragazza intorno ai 20 anni. Ad avere la peggio è stata la giovane che, cadendo, ha riportato un trauma cranico commotivo. È stata trasportata cosciente al San Martino di Genova in elicottero. Meno gravi le condizioni del giovane che viaggiava con lei, portato comunque in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna per gli accertamenti. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, Tigullio Soccorso, i volontari della Croce Verde di Lavagna e gli uomini della Polizia Municipale. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente. I vigili del fuoco di Genova sono intervenuti questa mattina in A12 sull'autostrada intorno alle 9:15. Un furgoncino ha preso fuoco fermandosi 25 metri dentro la galleria Camaldoli, situata tra i caselli di Genova Est e Nervi. Il vento ha fatto uscire il fumo nel senso di marcia del tunnel e ha così permesso di raggiungere facilmente il veicolo in fiamme e spegnere l'incendio. L'autostrada
è stata chiusa con obbligo di uscita a Genova Est, generando una coda di 2 km. È stata riaperta intorno alle 10. L'autostrada è stata riaperta dopo aver verificato le parti di copertura plastica pericolanti sulla volta della galleria. Non sono ancora note le cause che hanno portato il veicolo ad incendiarsi. Un altro incendio invece si è verificato questo pomeriggio a Genova, questa volta ha coinvolto un autobus della MT. Intorno alle 16:30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via di Noccol per spegnere le fiamme divampate dal vano motore di un bus della linea 18. L'autista, facendo prontamente scendere i passeggeri e mettendoli in salvo, ha provato a spegnere le fiamme con 2 estintori a polvere senza riuscirci. È necessario dunque l'intervento dei pompieri che hanno spento il rogo con l'utilizzo della schiuma antincendio. Abbiamo proprio le immagini dell'intervento. Passiamo alla politica amministrativa adesso. Sono terminati i lavori del nuovo parcheggio nella frazione di San Pietro di Frascati a Castiglione Chiavarese. L'intervento è stato reso possibile da un finanziamento di 40.000 euro della Regione che ha integrato quello del Comune di 80.000 euro. 9 i posti auto che sono stati realizzati. Vediamo. Sono stati svolti i lavori per il nuovo parcheggio, ci può spiegare? Sì, questo è stato un lavoro dispendioso che finalmente siamo riusciti a arrivare alla fine, in quanto abbiamo preso un finanziamento dalla Regione Liguria per 40.000 euro, gli altri 80 li avevamo messi noi come comune, dove dopo tanti anni siamo riusciti a fare il parcheggio, perché il Ruder che c'era lì erano proprietari, 18 proprietari, abbiamo avuto un tempo molto lungo e il nostro vice sindaco Granara è riuscito a risolvere trovando 15 persone e le ultime 3 abbiamo fatto l'esproprio. Ora abbiamo terminato questo lavoro, di cui abbiamo completato anche 2 box, che in cambio il proprietario ci dà la piazza di fianco alla scuola, di cui finito questo noi proseguiremo con il secondo lotto per poter fare quello e completare il muro in pietra davanti a questo muro. In totale quanti nuovi posti macchina saranno? Ci sono 9 posti macchina, di cui uno per gli handicappati. Ci sono altri lavori in programma? Sì, ci sono altri lavori in programma, abbiamo terminato il lavoro dell'ampliamento del cimitero di Campelli. Finalmente siamo arrivati alla fine anche lì e adesso stiamo facendo il bando per la canonica di Castiglione, dove ci sono 4 alloggi, dove il bando è pronto per poter dare alle richieste che sono state fatte, che sono tante. Ecco. Inoltre adesso siamo partiti finalmente anche lì con il nuovo parcheggio al cimitero di Missano, davanti al cimitero di Missano, dove finalmente i proprietari, le sorelle Raffo, che sono 5, mi hanno regalato il terreno e da lì allora noi abbiamo potuto procedere. Proprio in settimana abbiamo appaltato il lavoro, io penso che nell'arco di un mese e mezzo è finito anche il nuovo parcheggio davanti al cimitero di Missano. Prende forma il disegno di riqualificazione di Piazza del Buono nel quartiere di Ribasso a Chiavari. Lunedì prossimo alle 19 il sindaco e i consiglieri comunali saranno sul posto per incontrare i cittadini e illustrare loro il progetto preliminare realizzato dall'architetto Stefano Bottaro, che prevede, come si vede dall'elaborazione grafica, la realizzazione di una pista di atletica lungo tutto il perimetro dell'area, 2 campi da tennis e la riqualificazione del campo da basket esistente. Ancora cronaca, oltre 1.200.000 pastiglie di antidolorifici noti e commercializzati in Italia per 1,3 tonnellate di peso sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza e dall'Ufficio delle Dogane nel porto di Genova. Dalle analisi è risultato infatti che si trattava di prodotti contraffatti nelle confezioni e privi del principio attivo. Il sequestro ha permesso ha impedito l'introduzione nel mercato nero di una grossa partita di farmaci dannosi per la salute pubblica che avrebbe sicuramente alimentato la vendita operata dalle organizzazioni criminali attraverso portali internet che avrebbero potuto facilmente trarre in inganno i consumatori. La vendita al dettaglio di questi farmaci sottoposti a sequestro, che adesso verranno distrutti, avrebbe fruttato fino a 1 milione di euro. A Rapallo entra nel vivo la discussione in merito al nuovo regolamento sui dehors. La bozza, elaborata dagli uffici comunali, è stata analizzata dai titolari di bar e ristoranti nel corso di un incontro promosso da Confesercenti. Le osservazioni sono state poi presentate al Comune in un confronto a cui ha preso parte anche il sindaco. Sentiamo com'è andata.
Continua a Rapallo il confronto sul nuovo regolamento per l'arredo urbano in fase di definizione da parte degli uffici comunali. Dopo aver raccolto le istanze dei titolari di pubblici esercizi in un incontro che si è svolto la scorsa settimana, Confesercenti è stata ricevuta dal sindaco, dall'assessore al commercio e dalla conferenza dei capigruppo. 4 i punti critici sul documento che l'associazione dei commercianti ha messo sul tavolo della discussione. Volture in primis, la durata, il rapporto economico e quindi di conseguenza la garanzia che un investimento possa avere durata e soprattutto a volte anche un incentivo. Nel corso dell'incontro è stata ribadita ancora una volta la necessità di distinzione tra le tipologie di occupazione suolo pubblico richiedibili dalle varie categorie di soggetti, riservando, come prevede la legge regionale, ai soli bar e ristoranti la possibilità di installare un dehors con struttura, tavolini e sedie. Un regolamento comunque che va nella direzione giusta, quello elaborato dal Comune, secondo Confesercenti, che ha apprezzato la posizione di dialogo dell'amministrazione. Molto apprezzato è stato il discorso del primo cittadino, che ha chiaramente detto che questa è una bozza, quindi non c'è nulla di deciso, e soprattutto ha detto che vuole ridare spazi qualitativi alla città. Questa è un'interpretazione secondo noi giusta, perché la qualità degli spazi della città è giusto rivederla, è giusto dare un senso a un'operazione. Però rimaniamo fermi su questi punti che non vorremmo andassero a penalizzare la situazione. Ti faccio presente che alla riunione c'erano anche i colleghi dell'Ascom e hanno fatto un intervento che, devo dire la verità, quest'altra associazione ci ha un po' lasciati stupiti e un pochettino così su Aventino, perché hanno detto che loro praticamente sono completamente d'accordo con quello che c'è in questa bozza del piano. Questo ci ha lasciati un po' così. La trasmissione in diretta streaming sul sito del Comune delle sedute del Consiglio Comunale, consentendone anche l'archiviazione per le successive visualizzazioni in differita. Lo chiede con una mozione il consigliere del Partito Democratico di Casarza Ligure, Andrea Telchime, un importante strumento per aumentare la trasparenza e il coinvolgimento dei cittadini nell'amministrazione della cosa pubblica, scrive nel documento il consigliere, il documento che sarà discusso nel prossimo Consiglio Comunale casarzese. Tiene il sistema della differenziata a Santa Margherita Ligure. A giugno la percentuale registrata è stata dell'80%, in calo rispetto al mese precedente, ma comunque importante nonostante l'arrivo nella cittadina del Tigullio occidentale di numerosi turisti e possessori di seconde case. Facciamo il punto. Anche se ha registrato un calo di 2 punti rispetto al mese di maggio, resta ancora sopra l'80% la percentuale di raccolta differenziata a Santa Margherita Ligure. A giugno il valore registrato è stato dell'80,25%, di ben 26 punti percentuali in più rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. La flessione registrata a giugno era comunque attesa. L'arrivo dei turisti e dei possessori di seconde case ha rappresentato un banco di prova importante per il sistema, che complessivamente ha retto grazie anche al dialogo portato avanti in questi mesi dall'amministrazione con i diversi soggetti del comparto turistico cittadino. Crediamo che, dato che il sistema sta dimostrando di funzionare bene, l'importante è davvero riuscire a creare un coinvolgimento di tutta la cittadinanza e degli operatori turistici in particolare per far sì che il sistema sia anche vissuto in prima persona, partecipato e apprezzato. Questo vuol dire che passo dopo passo stiamo cercando di accompagnare il sistema per risolvere progressivamente le varie criticità che ci sono. E l'invito alla cittadinanza è proprio questo. Primo, un ringraziamento per l'impegno che stanno mettendo. Secondo, un invito a pazientare segnalando quelle che sono le criticità, perché la volontà dell'amministrazione, degli uffici comunali e dell'operatore gestore è proprio quello di riuscire a risolverle. Vogliamo che alla fine utilizzare questo sistema differenziato sia una soddisfazione per tutti. Nel frattempo sono entrate in vigore alcune modifiche decise in particolare per il conferimento dell'umido. I correttivi comunque sono sempre possibili, in quanto il dialogo tra i cittadini e il Comune resta aperto. Molte le abbiamo già risolte, predisponendo anche dei sistemi ad hoc. Penso ad esempio alla raccolta quotidiana dei pannolini, dei pannoloni per chi ha necessità, penso alle segnalazioni di criticità legate alla situazione dei cinghiali, che fra l'altro con l'approssimarsi della stagione estiva diventa particolarmente rilevante e stiamo affrontando proprio in questi giorni. Penso a criticità specifiche per chi ha disabilità motorie. Stiamo cercando, una volta individuato un sistema generale, di calzarlo passo dopo passo verso i singoli utenti. E la comunità di Santa Margherita Ligure si prepara alla festa di San Siro. Domani si conclude il triduo di preparazione, alle 10 l'offerta dei fiori da parte dei bambini, alle 18 la messa e alle 21 i vespri, con la riflessione di Don Luca Sardella.
Domenica, giorno della festa, la messa solenne sarà alle 10:30 e sarà celebrata dal vicario generale della diocesi, Don Stefano Mazzini. Alle 21 il vespro, guidato da Don Gianluca Trovato, rettore del santuario di Montallegro, a cui seguirà la processione. Prosegue anche la festa in piazza. Questa sera e sabato dalle 19:45 sono aperti gli stand gastronomici e alle 21 la serata di ballo. Domenica alle 23 ci sarà poi lo spettacolo pirotecnico. E la parrocchia di San Giovanni Battista a Varese Ligure in Val di Vara festeggia i 200 anni della festa della solennità di Nostra Signora della Visitazione. Domani alle 18 ci sarà l'offerta dei fiori alla Madonna con la benedizione dei bambini. Alle 21 verranno recitati i vespri della vigilia. Domenica alle 10:30 la messa pontificale sarà presieduta dal vescovo di La Spezia, Monsignor Luigi Ernesto Palletti. La celebrazione solenne della sera alle 21 invece sarà presieduta dal cardinale Angelo Bagnasco. Dopo la recita dei vespri, l'arcivescovo di Genova guiderà la riflessione per le vie del paese, la processione per le vie del paese. Alle 23 si terrà lo spettacolo pirotecnico. E prendono il via anche domani in Liguria i saldi estivi, diverse le iniziative messe in campo dai commercianti delle cittadine del Tigullio con orari di apertura prolungati per la giornata appunto di domani. E sta per fare il suo debutto ufficiale domani con 3 serate di spettacoli, musica e animazione il CIV Le Vie del Levante che raccoglie i commercianti di Corso Dante e Piazza Cavour e le vie limitrofe di Chiavari. Si comincia sabato prossimo appunto con una serata di concerti in Piazza Roma. Nel corso di questa e delle altre 2 date saranno raccolti fondi per l'associazione ANFAS Tigullio Est. Sentiamo la presentazione. Quali sono gli eventi in programma per quest'estate, quelli più importanti? Allora, gli eventi sono essenzialmente 3. Si parte sabato 7 luglio in Piazza Roma con un evento curato dal Centro Artistico Musicale di Lavagna CAM. È un progetto musicale che si chiama Tigullio Burning e si alterneranno sul palco diversi artisti emergenti e sicuramente sarà un bello spettacolo. Giovedì 12 luglio per Fiesta in Vientella Olé. Anche qui ci sarà musica, animazione per i bambini, DJ set, scuola di hip hop e il fulcro sarà lo spettacolo di flamenco. Invece per quanto riguarda Piazza Cavour ci sarà l'evento invece venerdì 27 luglio, si chiama Artisti in Piazza, saranno presenti giocolieri, acrobati, trampolieri, ci sarà un concerto musicale di un artista conosciuto a Chiavari e anche qua ci sarà veramente da divertirsi. Il Consorzio Le Vie del Levante è nato a marzo di quest'anno, qual è il suo scopo? Sì, noi ci proponiamo essenzialmente di promuovere e valorizzare il tessuto commerciale delle zone che hanno aderito al nostro progetto. Tale promozione avverrà principalmente con la realizzazione di eventi che siano in grado di movimentare e valorizzare le nostre vie. Attraverso la presenza massiccia sui social, abbiamo già la pagina Facebook, siamo presenti con il nostro sito leviedellevante.it e niente, siamo orgogliosi, siamo partiti da Piazza Cavour e Corso Dante, poi le nostre idee sono via via piaciute anche ai colleghi delle zone limitrofe. Abbiamo il piacere di avere tra i nostri associati i colleghi di Via Entella, di Via Trieste, di Via Magenta, di Piazza Roma e abbiamo associati anche nelle vie limitrofe. Visita dell'amministrazione comunale di Chiavari all'Istituto Morando. Il sindaco è stato accolto dai componenti del CDA della fondazione, guidato dal presidente Francesco Bruzzo e dalla direttrice della struttura Maria Grazia Sbarbaro. Si è fatto il punto su eventuali problematiche della struttura e si sono incontrati gli ospiti. 25 i posti letto garantiti dalla struttura che eroga servizi di tipo sanitario e socioassistenziale ad anziani non completamente autosufficienti. A Seste Levante ultimo fine settimana di apertura per la mostra di vignette allestita a Palazzo Comunale legata al premio umoristico Due Facce promosso dall'associazione Oleudo. Fino a domenica sarà possibile per il pubblico scegliere i vincitori delle diverse categorie in gara. L'orario di apertura va dalle 18 alle 21. Sabato 28 luglio è in programma la premiazione. Siamo andati a vedere.
Ultimi giorni a Sestri Levante per poter votare la vignetta più divertente tra le decine esposte nell'ambito della seconda edizione del premio Due Facce, organizzato dall'Associazione Culturale Euleudo. Nella Sala Riccio di Palazzo Comunale in Piazza Matteotti in mostra i lavori di fumettisti arrivati da tutta Italia e non solo. Quest'anno è la seconda edizione, hanno partecipato anche quest'anno numerosi vignettisti nazionali di fama mondiale, direi, perché questi vignettisti hanno partecipato e partecipano sempre a concorsi internazionali anche di grande livello. Una buona partecipazione. 2 le categorie in lizza riservate ai professionisti, quella ad argomento libero e quella legata al tema delle due facce, più una fuori concorso aperta ai semplici appassionati. A decidere i vincitori di ciascuna il pubblico, che può esprimere la propria preferenza. Diamo loro delle schedine con la possibilità di votare fino a 3 vignette per ogni sezione. E tra l'altro sono molto entusiasti, oltre a divertirsi, perché effettivamente ci sono delle vignette divertenti e naturalmente hanno tutte anche un significato e un messaggio preciso, non sono solo cose superficiali. E si divertono e votano con entusiasmo. Naturalmente chi vincerà, sempre secondo la votazione del pubblico, sarà premiato, perché non esiste una giuria del premio, esiste il pubblico che designa il vincitore, e il 28 luglio, sabato, alle 10 in Sala Ocule, nel Palazzo Comunale di Piazza Matteotti, ci sarà la premiazione del vincitore. Dodi Battaglia, musicista, cantante e autore di Pooh, ha ricevuto nella piazzetta di Portofino il premio pirotecnico, riconoscimento ideato 3 anni fa dai giornalisti Beva Marsan e Mauro Boccaccio con la promoter Maura Ferrari. A Portofino Battaglia, che ha ricevuto un'opera del pittore genovese Gianmarco Crovetto, ha salutato i suoi 50 anni di carriera esibendosi in piazzetta con alcuni suoi brani famosi. E terzo appuntamento con Notti Magiche, mostra di maglie originali indossate dai campioni in vari mondiali di calcio, allestita al Castello Cinquecentesco di Santa Margherita Ligure. Dopo Antonio Cabrini e Ivano Bordon, domani alle 18:30 arriverà Roberto Boninsegna, attaccante di Inter, Juventus, Verona, ma soprattutto della nazionale vice campione del mondo del 1970, protagonista della famosa partita del secolo Italia-Germania 4-3, durante la quale segnò il primo gol azzurro. Lo ricordiamo, la mostra è aperta venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20. E nella nostra agenda altri appuntamenti per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per sabato 7 luglio. Torna il mercatino dell'antiquariato nel centro storico di Chiavari. Le bancarelle saranno aperte dalle 8 alle 20. Proseguono le iniziative dell'estate al Santa Margherita Ligure. Una semplice escursione alla scoperta dei sentieri della parte alta del parco partirà alle 9 dal posteggio dell'Hotel Cum a Portofino Vetta. In programma a Zoagli la gara promozionale estemporanea di fotografia subacquee e la sfida nazionale di safari fotografico subacqueo FIPSAS. Si parte alle 9. Il workshop di pittura di Maria Rocca, allestito nell'ambito della mostra Perduta nel paesaggio, sarà aperto a Palazzo Fasce e a Sestri Levante a partire dalle 10. Apre ancora al pubblico il cantiere di restauro dell'opera Sant'Antonio Abate di Anton Maria Maragliano. Il gruppo scultoreo è esposto all'ex Palazzo di Giustizia di Chiavari, dove è possibile ammirarlo dalle 10 alle 17. La 23esima Fiera dell'Agricoltura si tiene in località Frisolino, nel comune di Nea, a partire dalle 16. In serata cucina con piatti tipici e prodotti nostrani e ballo con l'orchestra. Continua a Rapallo il 10° raduno dei Rappallin. Alle 17:30 sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa di San Francesco. Seguirà il concerto della banda cittadina sul sagrato della chiesa. In occasione della sagra della Caponata Ligure a San Rocco di Camogli è organizzata un'escursione guidata con partenza alle 17:30 sul piazzale della chiesa per scendere a Punta Chiappa e risalire poi al centro visite della 202esima batteria Chiappa. L'iscrizione è obbligatoria entro le 13. Continuano le iniziative proposte dal Comune di Lavagna per l'estate. Alle 18 sarà allestito il mercatino Creativi in Libertà in Piazza della Libertà. Una sfilata di moda in programma poi ai Giardini della Torre del Borgo a partire dalle 21. Aperitivo con l'autore a San Michele di Pagana. L'incontro con Lorenzo Paganelli, autore del thriller Il seme della violenza, inizierà alle 18. 14esima edizione del premio Bindi Festival Canzone d'autore a Santa Margherita Ligure. L'inizio dell'esibizione è alle 18 all'Anfiteatro Bindi. Alle 19 a Villa Vicini a Zoagli verrà inaugurata la mostra fotografica Le donne negli occhi delle donne. L'esposizione resterà aperta fino a sabato 14 luglio, tutti i giorni dalle 21 alle 23. Inoltre il sabato e la domenica l'apertura è anche dalle 10 alle 13.
La sagra Le lasagne non hanno mai fatto così bene, organizzata dal Comitato Croce Rossa Italiana, prenderà il via alle 19 al Parco Comunale Sandro Pertini di Sesta Godano. Seguirà una serata di ballo liscio. La sagra dei Tessaroli e specialità gastronomiche locali è in programma anche a Ziona di Carro in Val di Vara, stand aperti dalle 19:30 e seguirà musica con la Roseto Band. Proseguono le iniziative estive proposte dal comune di Deiva Marina. L'associazione Framura Turismo organizza una cena in bianco in località Fornaci alle 20. Il santuario di Nostra Signora delle Grazie a Chiavari ospita alle 21 la conferenza Il Giudizio Universale di Luca Cambiaso e Isenia Vicentini. Saranno eseguite musiche di Niccolò Paganini e Pino Petruzzelli leggerà Hemingway, Maupassant e tanti altri. L'evento è gratuito. La 9ª edizione di Scali a Mare Pieve Ligure Art Festival prenderà il via a Scalo Chiapa alle 21 con il concerto Penelope, di cui sarà protagonista il trio composto da Eloisa Atti, Giacomo Toni e Marco Bovi. Infine la prima edizione del Carasco Rock Festival, organizzata dalla Music Pro, inizierà alle 21 ai giardini di Via Piani a Carasco. E con l'agenda di Telepace si conclude questa edizione di TG oggi. L'informazione torna domani 12:45 con la prima edizione delle TG13. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.